Buona Padania, buona Benacchia a tutti. Sono Andrea Rognoni, oggi parliamo soprattutto di due libri editi dal Mulino. La trasmissione è Arte Nord, terza pagina, parliamo da 22 anni a questa parte di arte, cultura, filosofia, storia, libri, produzione culturale in genere, naturalmente cercando di favorire dibattiti e approfondimenti. I due libri di cui voglio parlare oggi sono editi dal Mulino e si intitolano Neopopulismi di Paolo Graziani, perché sono destinati a durare, secondo Giuseppe Tipaldo, La società della pseudoscienza, orientarsi tra buone e cattive spiegazioni. Innanzitutto una prolusione, si diceva così una volta, sul Mulino. Il Mulino rimane una delle più importanti case editrici italiane di alta cultura. Difficile che un libro del Mulino non sia, diciamo, spunto per interessanti approfondimenti, per tantissime questioni che vanno ovviamente dalla politica metapolitica fino appunto alla scienza, al rapporto tra scienza e società, alle questioni che riguardano anche aspetti amministrativi del territorio, a questioni che riguardano la storia in senso lato, ma soprattutto la storia delle idee. Non a caso appunto la collana principale del Mulino si intitola Farsi un'idea ed ha ancora oggi un successo straordinario, perché questi libri, che sono degli agili manuali, costano poco e ci raccontano in poche pagine un po' tutto un mondo relativo a ciascuno dei problemi, dei temi che attraversano la società contemporanea. E Farsi un'idea è vendutissima in libreria perché, per tutti questi motivi che vi ho detto, ma anche perché gli autori sono di alto livello. Però va ricordato un fatto su questa casa editrice, che pubblica anche una rivista, Il Mulino, che ha un successo, ha avuto sempre successo proprio come approfondimento politico. Una volta il Mulino era la casa editrice e tutta l'entourage intellettuale del Mulino, che fa riferimento ancora oggi a Bologna, era uno dei principali laboratori soprattutto del federalismo e di tutto, soprattutto negli anni 60, 70, 80, e di tutto quello che gravita a livello culturale o artistico, ma certamente soprattutto a livello sociale e di premessa di riflessione filosofica attorno al federalismo. Se c'è stata una casa editrice che in quei frangenti, in quell'epoca, un'epoca oramai lontana, ha parlato di federalismo e ha introdotto in Italia o reintrodotto in Italia con grande fortuna e grande successo queste tematiche del federalismo, è stato proprio il Mulino, con degli autori che sono storici da questo punto di vista e, diciamo, pur afferendo a un'area diciamo di orientamento ideologico di centro-sinistra, hanno sempre trattato tematiche che erano molto interessanti anche dal punto di vista di alcuni spunti di centrodestra, come appunto il federalismo, ma anche l'identità, il territorio, moltissimi libri anche dedicati all'arte come manutenzione territoriale, quindi piani regolatori, problemi dei centri storici. Il livello è sempre stato altissimo. Peccato che negli ultimi 20 anni non si sia abbassato il livello, ma diciamo il modo con cui vengono affrontati certi argomenti è un po' scivolato verso una visione che non è più schiettamente federalistica o filofederalistica o a difesa dell'identità, ma una visione che tende a fare capo a quello che è il grosso della mentalità, non direi radical chic in questo caso, ma di un tipo di democrazia in senso lato, sedicente tale, che tende a diffidare di proposte alternative ad un tipo di mondo
sostanzialmente filo-europeista, non dico da pensiero unico perché il Mulino è sempre attenta a editare cose che non siano troppo conformistiche, però sicuramente il taglio è diventato, specialmente dal 2000 in poi, piuttosto sfizioso, nel senso che fa fatica a proporre degli spunti o delle impostazioni che siano controcorrente rispetto a un orientamento che potremmo chiamare politicamente di centrosinistra, ma riassume in sé un certo tipo di sinistra cattolica, un certo tipo di democraticismo di ispirazione post-repubblicano a taglio sostanzialmente progressista in senso lato, con sempre maggiori conformismi però culturali che diffidano appunto di nuove proposte ispirate a quello che volgarmente viene oramai chiamato come populismo. E andiamo al cuore del problema, perché Paolo Graziano, che insegna scienza politica e politica comparata all'Università di Padova, si interessa con questo libretto della collana Farsi un'idea, il numero 268, si interessa di neopopulismi, perché sono destinati a durare. Mi sembra un libro interessante da segnalare a RPL perché la dice lunga su come la sfera accademica, tenete conto che Graziano ha scritto anche in inglese per edizioni Routledge, Europeanization and Domestic Policy Change, The Case of Italy, ed è coautore anche con Francesca Forno del Consumo Critico del 2016, sempre edizioni Mulino, di come il populismo o presunto tale viene trattato da parte di un certo tipo di accademia sedicente democratica, pur atteggiata da argomentazioni scientifiche profonde, che però imperversa ancora oggi moltissimo in Italia. Sarebbe un po' l'erede di un pensiero bobbiano. Ricorderete tutti il piemontese Norberto Bobbio, che fu l'iniziatore di un socialismo democratico che cercava insomma di tenere unite le istanze della parte più aperta della borghesia con quelle della tradizione marxiana e marxista. Ma in questo libro ci sono delle importanti novità, degli importanti spunti. In buona sostanza il Graziano ci parla di uno spettro che si aggira per l'Europa, e non solo, che è proprio il populismo, le cause del successo neopopulista, i partiti neopopulisti esclusivi e quelli inclusivi, poi vedremo la differenza. I partiti neopopulisti italiani, si sofferma sulla Lega e sul Movimento 5 Stelle, l'orientamento dell'elettorato di costoro e poi una bella conclusione, bella non fosse altro perché molto coerente con l'impianto del libro, che ripeto di agile lettura, sono 100 pagine, l'era della democrazia neopopulista, punto di domanda. Certo, il Graziano è molto bravo nel capire che gli anni 10 sono stati gli anni del populismo, cioè del boom del populismo, anni 10 ovviamente del nuovo millennio, così come gli anni 10 dello scorso millennio erano stati un po' il boom delle nuove proposte totalitarie. Ma certamente lungi da una lettura che tenda ad accusare il populismo di totalitarismo, il Graziano riesce a darci un'immagine complessiva, per esempio, dei partiti neopopulisti come lontani dall'estrema destra, ovviamente lontani anche dal centro o dal centrodestra classico e tradizionale. Vi cito per esempio quelli che lui sceglie come fonti di ispirazione anche per criticarli, sono il Front National, il Freiheitliche Partei Österreichs, il Volksparti che è danese, il Parti for Freiheit, il partito ungherese del Fidesz e l'Independence Party del United Kingdom di Farage. Questi partiti vengono però chiamati esclusivi. Per quale motivo? Perché secondo il Graziano escluderebbero, cioè tenderebbero ad avere un atteggiamento piuttosto ringhioso, piuttosto avverso nei confronti dei migranti,
Esisterebbero invece come alternativa, ma pur sempre di marca neopopulista, quelli che sono gli schieramenti tipici di un certo populismo di sinistra, che oramai in un certo senso ha abbandonato Marx o la lezione classica di Marx, per abbordare tematiche che possono in qualche modo connetterlo con quelle che sono le vere cause della battaglia populista. Parliamo ovviamente di Podemos in Spagna, Syriza in Grecia, Die Linke in Germania, il Sinn Féin irlandese, il France Insoumise in Francia e lo Smer. Quindi l'analisi che viene condotta è un'analisi circostanziata, come al solito, come tutti i libri del Mulino, che non indugia a pregiudizi, o almeno sembrerebbe non indugiare. Le cause del successo vengono riscontrate soprattutto nella crisi economica, che evidentemente ha dato un colpo mortale alle vecchie ideologie novecentesche che già erano in crisi, hanno ora ricevuto un colpo mortale in tutta Europa e in tutto il mondo. E certamente l'affermazione, dice Graziano, di un Trump negli States da una parte e di un Putin nel mondo orientale russofono ha dimostrato che oramai questo modo di interpretare le cose, il modo populista, è diffuso in tutto il mondo. Ecco, finché in qualche modo il populismo avesse avuto sviluppo solo in Europa, allora noi non avremmo inteso quanta rivoluzione e voglia di rivoluzione ci sia nei partiti populisti, ma ci saremmo arrestati a una diagnosi diciamo di mezza malattia dal punto di vista di una visione classica che condivide Graziano. Ma qui oramai il contagio, diremo così, il morbo virale si è esteso a tutto il mondo, una specie di tempesta perfetta. Infatti l'impatto delle crisi, della crisi morale, della crisi economica, della crisi istituzionale, quindi soprattutto la mancanza di fiducia nei partiti tradizionali, si è estesa ai cittadini elettori di tutto il mondo e i risultati sono davanti agli occhi. Non mi convince completamente, devo dire, la differenziazione fra neopopulisti o populisti. Insomma, certo, noi sappiamo tutti che il populismo nacque in America e in Russia nel 1800, ma era un populismo diverso, su questo c'è da stare solo d'accordo con il Graziano. Ma i partiti neopopulisti inclusivi sarebbero così convinti davvero di aiutare senza indugi il mondo dei migranti? Io ho qualche dubbio che Syriza in Grecia, Podemos in Spagna, Die Linke in Germania siano davvero così solidali, così fraterni con il mondo dei migranti, perché bisognerebbe vedere poi se andassero al potere, cosa di cui ho qualche dubbio, se fossero davvero in grado di essere così comprensivi anche rispetto a elettori o con consenso reale che diminuirebbe nei loro confronti qualora adottassero delle politiche di apertura totale. Quindi uno dei problemi è proprio questo e secondo me abbraccia comunque sinistra e destra e proietta, contrariamente a quanto dice Graziano, proietta il populismo oltre la sinistra e la destra, perché a un certo livello, se il numero e la forma dell'immigrazione in Europa da Africa, Asia o Sud America arriva a un livello, supera un certo livello da ledere addirittura i diritti per esempio della classe operaia o di quello che rimane della classe operaia, voglio vedere se anche i populismi di sinistra sarebbero in grado di reggere questo impatto. E questo è una prima obiezione che faccio all'impostazione pur seria, devo dire, del Graziano. Certo, il Graziano ha capito una cosa, anche quando parla dei partiti neopopulisti italiani che sono Lega, secondo lui Lega e 5 Stelle, pur anche se, e non è sbagliata come idea, un maestro occulto, diremo così, del populismo fu lo stesso Berlusconi, il Berlusconi degli anni d'oro. Ma in realtà, quando poi appunto lui arriva a un'ipotesi che è abbastanza forte per il mondo dei lettori del Mulino, perché c'è il Mulino ha successo, ha sempre successo, però il mondo dei lettori del Mulino è come un club privé che ha dei gusti anche molto particolari oltre una certa soglia. L'era della democrazia neopopulista è iniziata? Beh, sembra proprio di sì, è destinata a durare, dice Graziano.
E questo già ci rende meno ostica quella tesi che avevamo detto prima, che contestavamo. È destinato a durare perché Graziano si rende conto di una cosa, che gli amati idoli bobbiani o prodiani di una volta sono morti. È morta un'idea democratica e non populista, è morta un'idea popolare della società. È morta un'idea liberale, perché anche il liberalismo è in crisi, cioè i due grossi filoni della politica novecentesca antitotalitaria, il liberalismo e il socialismo democratico, sono morti perfino in quei paesi come la Svezia o l'Inghilterra che se ne facevano portavoci. E quindi è vero quello che dice Graziano, che il populismo sta avendo fortuna anche, e questo magari lo diciamo con amarezza, anche in quei contesti come la Spagna e l'Italia, dove era nato con una marcatura di tipo identitaria e fortemente federalistica. Quindi con l'idea che si potesse sovvertire l'ordine statale partendo dal regionalismo. È morta però, attenzione, qui precisiamo e correggiamo, è morta non nel senso che non possa rinascere una forma di populismo che, riprendendo alcuni temi regionalistici e federalistici, li riadatti alle esigenze di una società che è stata riposizionata dal populismo. E quello è quello che ci aspettiamo anche dalla nostra stessa Lega, di cui il Graziano non dimentica le origini e fa bene, perché ne fa una storia come non ci fossero esistite due leghe completamente diverse l'una dall'altra, ma come se l'una fosse la prosecuzione dell'altra, e su questo non ci sono dubbi. Ma anche sul Movimento 5 Stelle, senza parlare troppo, diremo così, di noi, di denoantri, sul populismo nei 5 Stelle, lui ha ragione Graziano, perché dice: come si fa a definire di sinistra al punto da creare il mal di fegato al Partito Democratico, perché avrebbe scippato alla sinistra un certo scettro. Un populismo di Di Maio, impersonato da Di Maio, personalmente non lo vedo proprio così di sinistra, anche se poi, esaminando adesso l'altro libro a cui arriviamo, perché il tempo scorre inesorabilmente tiranno, capiremo che in fondo, ancora una volta, anche quando si parla di cultura, altocultura e scienza, questo governo non nasce senza denominatore comune, e quelle che oggi possono apparire delle discrasie o delle forme di contrasto eccessive anche in relazione, per esempio, al convegno in corso sulla famiglia, non sono così dirimenti e così fondamentali da non far cogliere un denominatore di fondo nel populismo, che io accetto e che accomuna nonostante tutto alcune ispirazioni e intuizioni dei 5 Stelle e alcune intuizioni della Lega. Veniamo allora, per capirci meglio su questo fatto, a quanto scrive Tipaldo. Giuseppe Tipaldo è un ricercatore che, come ammette lui stesso, ha vissuto in Piemonte per tantissimo tempo sulle spalle di papà e mamma, perché non riusciva a trovare una collocazione all'università. Finalmente l'ha trovata e ha scritto questo libro, La società della pseudoscienza, orientarsi fra buone e cattive spiegazioni, che sta avendo un certo successo. È ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Torino. Per il Mulino aveva già scritto l'analisi del contenuto dei mass media, oggetti, metodi e strumenti del 2014, del piovoso 2014. Bene, che cosa ci dice la società della pseudoscienza? Appena uscito, signori, siamo qui a dare conto di libri che sono freschi di stampa e che contribuiscono in un modo o nell'altro, nel bene e nel male, all'ampliamento del dibattito culturale, sempre partendo dall'idea su cui si basa la nostra trasmissione, che tutto è arte, anche saper spiegare i problemi che coinvolgono scienza e società. Tipaldo ha non solo un ottimo background, come avete visto, ma anche di fatica e di pazienza, ma anche una bella impostazione nel riuscire, per esempio, ecco il punto, guardate che è un argomento di capitale importanza oggi come oggi, come internet, i social network e i new media sono riusciti a impossessarsi del problema scientifico. Perché una cosa è certa:
da 20 anni a questa parte, nel nuovo millennio, la scienza è stata messa sotto processo per esempio da tutti quelli che, avvalendosi anche della libertà espressiva dell'ambiente telematico, del web e soprattutto dei social network, è riuscito a far passare l'idea che alcune imposizioni scientifiche a vari livelli e in varie forme non sono così veritiere e possono alla fine anche ledere alla società stessa. Lui fa 3 riferimenti soprattutto: il NIMBY, cioè non nel mio giardino. NIMBY ovviamente è un acronimo che parte dall'inglese, ma ve lo traduco subito in italiano per rapidità e solerzia e praticità. E NIMBO, non sul mio corpo. È stato una grande fremito d'orgoglio da parte di molte persone, anche non prive di cultura, e Tipaldo lo riconosce, applausi Tipaldo, cioè chi contesta la scienza non è solo l'uomo della strada, volgarmente ritenuto buzzurro, magari anche da alcuni altri colleghi del Mulino, ma è qualcuno che ha comunque una cultura e talvolta anche una cultura scientifica particolare e rilevante, e che attraverso tutta una serie di iniziative che vanno dalla piazza per arrivare a internet, soprattutto ai social network e a quant'altro, interventi a varie forme in congressi, in convegni, eccetera, eccetera, ha cercato di stoppare, come direbbe Briatore, di stoppare un certo tipo di iattanza, di arroganza della scienza. Peccato che Tipaldo, dopo aver fatto un'analisi sociologica di tutto questo fatto, la terza questione, allora NIMBY e poi la questione del modo con cui in genere tutti i problemi scientifici vengono trattati con un'aria di sfida da parte di taluni, nel senso che non ci si può fidare mai completamente degli scienziati, per esempio l'alimentazione, la questione che riguarda l'occupazione del territorio o quant'altro. Quindi attenzione, lui si ferma a un certo punto, Tipaldo, e sembra dire, pur dietro le righe di un'ottima impostazione statistica, anche sapete che la sociologia oggi vive molto anche di matematica e di analisi matematica, lui sembra dire, oddio, che società abbiamo creato? Forse una società della pseudoscienza, nel senso che si arriva a contestare quello che la scienza decide e lo si fa in maniera talvolta un po' troppo grossolana. Forse Tipaldo, forse. Però vedi, caro Tipaldo, cerco di dialogare ovviamente con l'autore del libro. Stiamo parlando, ripeto, della società della pseudoscienza, Mulino Edizioni. Però vedi, sembrerà paradossale, ma il mondo si è anche un po' svegliato. Si è svegliato non solo per il 68, che ha avuto alcuni meriti ma tante porcherie che si è trascinato dietro, si è svegliato perché ha capito, ed è questa un'intuizione populista, è un'intuizione fieramente populista, ha capito che chi esercita il potere, stavo facendo lapsus freudiano, no? Il poetare del potere, cioè la scienza, la Chiesa, un certo tipo di Stato, attenzione, hanno esercitato forse per molti anni in maniera falsificante, in maniera menzognera, in maniera raggirante, in senso anche demagogico, la società, e quindi hanno fatto passare, per esempio, in campo scientifico delle cose che non convincono più tanto. Certo, voi ascoltatori direte, vabbè, ma lei prof è un umanista, come farebbe mai a parlare bene della scienza? La scienza non è così diversa dall'arte della letteratura come si vuol far credere, perché è pur sempre il prodotto del cervello umano, di un cervello imperfetto e purtroppo anche di una parte del cuore, della parte più scura del cuore umano, che tende a ingannare, che tende a mostrare verità quella che è soltanto menzogna. Allora, se siamo arrivati a questa società della pseudoscienza, la colpa non è soltanto di quelli che hanno contestato, e ce ne sono
di ciarlatani, di stregoni, di buffoni, di apprendisti, stregoni e quant'altro. Ce ne sono, ci mancherebbe altro. Ma non è solo loro. La colpa è anche proprio di chi ha esercitato per troppo tempo il potere della scienza senza più verificare, come voleva Galileo una volta, quello che ci viene propinato. E allora NIMBY, viva Nimbo e viva NIMBY, signori. E in questo i due partiti definiti populisti hanno qualcosa in comune anche in Italia, perché tutto sommato, vi faccio un esempio pratico, anche, a me non piace scendere troppo sul pratico perché non voglio banalizzare le cose, però ne sono costretto questa volta. Il problema dei vaccini: c'è qualcuno in Italia che fa capo al pensiero cosiddetto democratico, che ritiene che sui vaccini la scienza non debba essere contestata. Allora chi sono i veri conservatori? Andrea, siamo purtroppo al termine. Certo, chi sono i veri conservatori? Chi sono i veri innovatori? L'idea, per esempio, del governo che sembra prevalere è quella di dire, chiudo, lasciamo la libertà di decidere. Perché bisogna imporre a tutti i costi i vaccini? Perché ce lo dice la scienza, ma la scienza cosa ha fatto per millenni? Ha svolto un'azione repressiva nei confronti dell'umanità, e lo dico con fierezza perché nessuna radio al mondo ha la forza e il coraggio di dire queste cose. Un grande abbraccio padano a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido